A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Oggi vi portiamo al mare, lo facciamo virtualmente per raccontarvi di questa particolare stagione. Si vedono tanti turisti in questo periodo nella nostra regione, è così in montagna, è così al mare e anche nelle città. Proprio in questi giorni vi abbiamo raccontato del boom di prenotazioni negli alberghi a Udine. C'è però qualcosa che impensierisce, c'è un timore ed è legato alla data del 6 agosto, quella in cui entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass per poter accedere a diverse attività. Naturalmente in un'annata così difficile, dopo di fatto 2 stagioni estive all'insegna della pandemia, è evidente che qualche preoccupazione c'è. E allora, come vi dicevo, oggi andiamo al mare, vi portiamo al mare perché parleremo in particolare della situazione che si sta vivendo a Lignano. Partiremo appunto da come stanno andando le cose in questa particolare stagione, poi guarderemo un po' anche al futuro. Lo faremo con ospiti in studio e poi in collegamento Skype con alcuni operatori della località balneare friulana. Allora vado subito a salutare e a presentare gli ospiti che abbiamo in studio con noi questa sera. Saluto e ringrazio per la sua presenza il sindaco di Lignano Luca Fanotto. Grazie per essere con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Saluto anche Loris Salatin che è vicepresidente di Lisa Gest Lignano Sabbiadoro Gestioni. Grazie per essere con noi. Buonasera. Volentieri, buonasera a tutti. Allora partirei subito dal sindaco per capire com'è intanto la situazione, come stanno andando le cose a Lignano in questa stagione. Le cose stanno andando bene, meglio del previsto, abbiamo un buon numero di presenze, luglio è andato bene, giugno era un po' più scarso, ma la stagione è partita con un certo ritardo e poi invece agosto fino penso alla prima settimana di settembre le cose stanno andando molto bene, siamo quasi in overbooking sia per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere sia quelle extra alberghiere. Anche la spiaggia segna un tutto esaurito, c'è un pendolarismo legato ai fine settimana ma anche una buona capienza durante tutto l'arco della settimana. Quindi io direi che c'è una soddisfazione da parte di tutti coloro che hanno lavorato molto per cercare di recuperare anche rispetto all'andamento della stagione del 2020 con tutta una serie di difficoltà che sono quotidiane, ma l'impegno e il senso di responsabilità è tanto che viene messo ovviamente nel proprio lavoro e quindi si cercano di superare gli ostacoli proprio per garantire la massima accoglienza e anche la massima serenità e sicurezza all'interno di una vacanza per coloro che scelgono la nostra località come destinazione. Quindi io ritengo che quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo messo in campo ha determinato la credibilità sul panorama nazionale e internazionale della nostra località che è stata scelta anche dai turisti stranieri perché si è visto un recupero appunto della clientela proveniente da Austria e da Germania, mancano un po' gli ungheresi, i polacchi e quelli provenienti dai paesi del Benelux, ma nella sostanza devo dire che secondo me raggiungeremo circa un 85% delle presenze del 2019, quindi ante pandemia, e questo potrebbe essere sicuramente un buon risultato per tutti. Vado da Salatin. L'anno scorso probabilmente con la stagione, insomma come è andata, con tutte le difficoltà, i ritardi nella partenza, con tutte le incognite della partenza, ecco molti operatori pensavano che non sarebbe mai più accaduto insomma quello che era successo, che la stagione successiva sarebbe stata sicuramente diversa, sarebbe ripartita con premesse diverse e sta di fatto che ci troviamo anche quest'anno a lavorare, a ragionare e a vivere ancora con questa convivenza forzata con la pandemia. Dobbiamo un po' proprio imparare a convivere con questa cosa finché non riusciremo a sconfiggerla, ma non dobbiamo arrenderci. La spiaggia ha reagito, insomma, qui che usufruire della spiaggia vengono i pendolari delle località vicine,
ma abbiamo veramente una buona presenza dei turisti anche durante la settimana, che vuol dire che questi provengono generalmente da strutture ricettive, mentre nel fine settimana c'è più affluenza anche del vicinato, insomma, di chi viene giù per la giornata. Abbiamo adottato quelle che sono le precauzioni e quelle che che ci sono state consigliate, imposte, fra virgolette, dai protocolli, e garantiamo una sicurezza, insomma, pulizia dei lettini, tutto quello, insomma, che viene sia sulla spiaggia vera e propria, quindi lettini, ombrelloni, che negli esercizi che si trovano lungo la spiaggia. Tutti seguono le procedure di protocollo, per cui credo che alla fine questo ci abbia premiato, perché ci ha dato un senso di sicurezza a chi usufruisce di queste attrezzature. Di fatto voi avevate già rodato il sistema la passata stagione e di fatto anche i turisti sapevano a che cosa andavano incontro. Questo in qualche maniera, nonostante naturalmente tutte le difficoltà, però insomma ha aiutato. Diciamo che la severità dello scorso anno, perché a dire la verità abbiamo ricevuto anche diverse critiche perché eravamo un po' troppo rigidi, però questo ha trasmesso all'esterno veramente un senso di sicurezza di chi veniva ad usufruire delle nostre strutture, per cui siamo relativamente contenti, cerchiamo di dare il massimo. Gli spettacoli, in accordo col Comune, sono stati trasferiti all'Arena Alpe Adria anziché nella nostra struttura sulla spiaggia, questo sempre per motivi di sicurezza, però insomma diciamo che la scelta ha avuto comunque successo. Noi abbiamo mantenuto, rispetto a quello che non è stato fatto lo scorso anno, il discorso dell'animazione in spiaggia, che è sempre molto apprezzato, è importante soprattutto per i ragazzi. Quest'anno abbiamo anche le biciclette elettriche per l'acqua, con interessanti gite sulla laguna dove si possono vedere i tramonti con gli uccelli, veramente suggestivo. Sì, cerchiamo di mettere in campo anche qualche novità. Ecco, questa che vi ho appena detto è proprio una novità a livello italiano che abbiamo fatto, come i SUP elettrici, come altre cose che possono attirare, insomma. Nel complesso la spiaggia ha recuperato bene, forse siamo ai livelli del 2019, credo, come occupazione degli ombrelloni. Abbiamo cercato anche di andare incontro a quello che è la clientela residenziale, con un po' di offerte particolari, perché insomma tutto sommato hanno un po' sofferto anche loro, quindi un po' di agevolazioni. Dove abbiamo potuto siamo andati incontro, insomma, ecco. Torno dal sindaco, più volte è stato sottolineato in diversi ambiti l'importanza di lanciare anche dei segnali positivi di ripresa, se non proprio di ritorno alla normalità. E quest'anno c'è stata un'iniziativa che ha riguardato Lignano, ma che in realtà ha riguardato tutte le coste del Friuli Venezia Giulia, con questi ombrelloni che sono sbocciati in contemporanea lungo tutte le coste, a dare proprio un segnale, un'immagine positiva di cui c'era tanto bisogno, e non solo poi per gli operatori, per chi lavora a Lignano, ma un po' per tutti. Sicuramente è stata salutata così l'apertura della stagione, e questo voleva dire appunto soprattutto ai turisti stranieri comunicare che noi eravamo pronti ad accoglierli, eravamo pronti perché siamo stati seri, come ricordava anche Salatin, ad adottare in maniera molto scrupolosa sia l'anno scorso che quest'anno tutti i protocolli igienico-sanitari. Io devo fare veramente i miei più sinceri complimenti a tutti quanti gli operatori, perché hanno saputo riorganizzare in tempo record le loro aziende, e non è stata sicuramente una cosa semplice per formare il proprio personale e per dotarsi di tutte quelle strumentazioni che sono peraltro risultate anche un costo inizialmente, proprio per garantire la sicurezza degli ospiti e dei nostri turisti. E oggi però diciamo che questa prassi iniziata l'anno scorso ha permesso, come ricordavo, insomma, anche di essere più credibili rispetto ad altre destinazioni di vacanza, proprio perché la clientela ha in maniera molto attenta valutato
pesato e ritenuto appunto che l'offerta promossa dalla nostra città, dai nostri operatori, fosse in linea anche con le loro aspettative. Le dinamiche del turismo oggi sono molto cambiate e cambiano ancora molto velocemente, costantemente, ogni giorno, e se si vuole rimanere sul mercato in maniera credibile e identificabile è necessario prevenire certi mutamenti o andargli incontro, e quindi capire molto bene quali sono le esigenze, i desideri, le aspettative, le motivazioni di coloro che viaggiano. Oggi si viaggia molto spesso, la vacanza viene fatta generalmente lungo tutto l'arco dell'anno con dei weekend lunghi o short break, quindi la capacità della nostra località di rimanere sul mercato è quella di essere in grado di intercettare appunto quelle che sono le motivazioni, le esigenze, le volontà del turista moderno, ed è per questo che abbiamo cercato di implementare, ad esempio, nell'arco dei mesi invernali anche le piste ciclabili, perché non potendo fare grandi eventi che mettevano a rischio a causa degli assembramenti, e comunque anche gli stessi artisti di rilievo nazionale e internazionale hanno rinunciato posticipando i propri tour al 2022, abbiamo deciso di implementare quelli che sono ad esempio i collegamenti, i trasporti, la possibilità quindi di garantire il distanziamento tra le persone, l'utilizzo del turismo ciclabile, quindi la necessità di strutturare una località che sia in grado di collegarsi da Punta Faro alle foci del fiume Tagliamento e magari passare anche attraverso una compenetrazione con i percorsi ciclopedonali di Bibbione o delle altre località interne, è una delle misure e dei servizi che abbiamo voluto implementare attraverso la costruzione proprio di infrastrutture durante i mesi invernali. Penso che gli spazi anche del nostro territorio consentano proprio quello che oggi è una richiesta del turista, che è quello del distanziamento e di vivere in un contatto equilibrato con la natura, l'uomo, l'edificato e il paesaggio. Ecco, questo è quello che offre Lignano come destinazione turistica assieme al divertimento, seppur limitato a causa appunto delle misure igienico-sanitarie che oggi gli operatori sono costretti ad adottare. Ecco, naturalmente siamo in una vigilia importante, quella, lo ricordiamo prima, con la data del 6 agosto e quindi l'obbligatorietà del Green Pass. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra pochissimo. Di nuovo insieme con Elettroshock. Sindaco Fanotto, abbiamo ricordato di questa scadenza, di questo appuntamento con il 6 agosto, con l'obbligatorietà del Green Pass. Ecco, ci sono timori rispetto a questo? No, diciamo che io sinceramente sono d'accordo con questa misura, perché è uno stimolo nei confronti del processo di vaccinazione che sta dando anche dei buoni risultati. Tuttavia io trovo che ci sia stato un errore probabilmente dal governo, che nel bilanciamento degli interessi in gioco ha fatto prevalere uno rispetto agli altri, cioè quello appunto di stimolare il processo di vaccinazione, ma inserire questa misura a metà della stagione crea qualche disagio nei confronti degli operatori, che saranno costretti appunto a subirla e ad adottare a loro volta delle ulteriori misure per garantire il controllo. E infatti molti operatori mi hanno chiamato per avere delle delucidazioni, innanzitutto circa l'applicazione di questa nuova normativa. Abbiamo ad esempio un concerto che è fissato proprio per il 6, il cui target di pubblico è costituito prevalentemente da minori, che sappiamo essere una categoria che è ancora bassa nel processo della vaccinazione e quindi non dotata in questo momento di Green Pass,
e stanno chiedendo se il tampone negativo può essere diciamo equipollente al Green Pass, ma la tendenza oggi è quella di dire no, il tampone negativo è presupposto per ottenere il Green Pass, ma la processazione informatica non si sa quando arriverà per ottenere poi il certificato verde e quindi permettere l'ingresso al concerto. Quindi c'è uno stato di disagio complessivo determinato dall'introduzione a metà stagione, ecco, di questa misura. Sarebbe stato meglio o prevederla all'inizio o prevederla alla fine della stagione, ecco, non a metà, perché appunto mi chiedo veramente come riusciranno ad esempio i ristoratori a effettivamente garantire un controllo, no, della propria clientela, anche se per loro vale solo nella parte interna al ristorante. Ma tanto per essere chiari, in spiaggia si entra senza che nessuno chieda l'esibizione del Green Pass? Sì, non serve, in spiaggia non serve il Green Pass, come non serve ad esempio per le piscine all'aperto, ecco, ma per i parchi tematici invece il Green Pass serve, quindi sembra anche che ci sia una diversa calibrazione, talvolta incomprensibile, perché le situazioni possono presentare caratteristiche invece omogenee, no? Penso alle piscine all'aperto, ma penso anche al parco tematico che è allo stesso tempo all'aperto. L'Acquasplash è un parco tematico con delle piscine, alla fine è all'aperto e in quel caso lì serve il Green Pass. Mentre se io ho una piscina che non è un parco tematico, ho solo una piscina, quello non serve all'aperto. Allora, è chiaro che questo mette un po' in difficoltà, ecco, gli operatori, ma so anche che come sono stati ben capaci di riorganizzare molto velocemente le loro aziende, saranno altrettanto capaci nel riadattare appunto la loro diciamo, organizzazione per fronteggiare e applicare anche questa misura. Allora è il momento del nostro primo collegamento via Skype. Salutiamo Alessandro Del Zotto che abbiamo in collegamento, grazie per aver accettato il nostro invito, titolare Doggy Beach, ben trovato. Sì. Buongiorno, grazie, saluto tutti. Allora, buongiorno. Come stanno andando le cose sulla spiaggia? Beh, al momento insomma l'interesse è alquanto alto, siamo insomma in una visione bella, piena. Tante persone ci stanno chiamando per pianificare anche all'ultimo le proprie vacanze. Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni già dall'inizio dell'anno, anche poi in pieno lockdown, comunque ci hanno dato sempre i nostri clienti e anche gente da fuori, insomma, fiducia. Con questo Green Pass, con l'inasprimento poi delle cose, vedo che comunque la motivazione c'è sempre. Quindi noi sempre forti sulla nostra ritracciabilità, sull'individuare sempre le persone che occupano l'ombrellone, le nostre piazzole, però insomma non vedo scoraggiamento, vedo comunque una voglia di andare avanti e di trascorrere al meglio le proprie vacanze. Le spiagge risultano essere a un buon livello, insomma belle piene. Volevo chiedere, ma vi chiedono informazioni, magari le persone che vi contattano anche per le prenotazioni, quali sono i dubbi più ricorrenti, le domande che fanno più frequentemente? Sempre più il quesito degli ultimi giorni, delle ultime settimane sono quelli poi del Green Pass, se sia necessario averlo per trascorrere poi le vacanze qui o se serva poi per il noleggio dell'ombrellone. Quindi l'informazione c'è sempre, noi la diamo costantemente, rassicuriamo poi tutti i clienti o anche chi ci chiede delle informazioni. Allora vado un attimo da Loris Salatin proprio per riprendere questo concetto. Chiaramente c'è bisogno di informazione, non sempre le persone che organizzano le loro vacanze hanno tutte le informazioni di cui necessitano, i dubbi sono tanti e poi abbiamo capito in questa pandemia che non sempre la comunicazione ha funzionato, anzi tante volte ha generato più confusione che altro. Ecco, chiedo anche a lei la stessa cosa, cioè che cosa chiedono, cosa vogliono sapere, che perplessità hanno o che rassicurazioni vogliono avere? Le domande sono sempre quelle dall'inizio della stagione, nel senso cosa serve, cosa non serve, sia per arrivare sia quando tornano a casa loro, quelli che non sono italiani ma turisti stranieri, per cui diamo le risposte che le normative prevedono. A Lignano Sabbiadoro, per esempio,
Il sindaco con l'amministrazione hanno per esempio potenziato il servizio per i tamponi per chi poi rientra nelle loro località, Austria, Germania o altri paesi esteri che lo richiedono. E in questo momento c'è un po' di sofferenza perché per esempio in Germania da poco c'è l'obbligo per cui si sta dando da fare per cercare di ampliare queste. Però vedo che insomma c'è la voglia, lo diceva prima Alessandro, la voglia di venire e anche di superare questi ostacoli, ci ascoltano con fiducia sulle indicazioni che diamo e in gran parte risolviamo. C'è l'incognita adesso del 6, che dobbiamo ancora capire bene, come spiegava bene prima Alessandro, il sindaco Luca. Per quanto riguarda la comunicazione, io faccio parte anche del tavolo dell'imposta di soggiorno dove si decidono gli investimenti da fare e veramente abbiamo investito molto nella comunicazione attraverso il promoturismo, che è un po' poi il braccio operativo dell'imposta di soggiorno, su indicazioni che diamo noi e anche su proposte loro naturalmente. E diciamo che l'efficacia è stata buona perché c'è tanta richiesta, come diceva prima anche Alessandro, le strutture sono a buon punto, dovuto sia alla voglia di vacanza per un anno che sono rimasti a casa, sia perché è stata fatta un'ottima promozione, soprattutto in Italia, sull'asse Trieste-Torino, perché sono un po' i nostri clienti principali italiani, e abbiamo anche fatto molto in Austria e Germania. Il ragionamento è stato che in questo stato di cose la preferenza era di muoversi con un mezzo proprio, quindi non utilizzare i mezzi pubblici, per cui ci siamo molto proposti sulle località, diciamo, su un raggio di 700-800 km da Lignano e lì abbiamo battuto bene con la promozione, anzi ringrazio tutto lo staff di promotorismo, in particolare Lucio Gomiero, che veramente hanno fatto un buon lavoro. Allora, insomma, tante domande, tanti dubbi da parte di chi deve scegliere la località delle vacanze e deve organizzarsi di conseguenza, ma poi insomma a un certo punto si arriva al mare e si arriva in spiaggia. Allora Alessandro Del Zotto, superate tutte le difficoltà, quando si è lì su Ralenile poi di fatto quella che si respira è un'atmosfera assolutamente normale, quella che ci si aspetta normalmente quando finalmente si arriva in spiaggia. Sì, l'entusiasmo è sempre insomma a un livello altissimo, anche perché poi i mesi di chiusura a casa sono stati diversi, le settimane insomma si sono susseguite noiose, quindi la voglia di andare al mare, ma la voglia anche di riscoprire poi magari la località stessa, no? Lignano, che magari diverse famiglie, diverse persone l'avevano frequentata anni fa, anni addietro, poi l'avevano messa un po' in stand-by, analizzando un po' più le mete europee o magari anche più lontane, quindi c'è una riscoperta e c'è un apprezzamento notevole perché in questi anni l'amministrazione e anche poi l'ISAGEST e quant'altro hanno fatto un ottimo lavoro, degli ottimi investimenti, abbiamo reso una località appetibile su un mercato del nord Adriatico, quindi mi sento insomma di portare questo prodotto e di rappresentarlo insomma con forza, perché nulla abbiamo da invidiare ad altre località o ad altri competitor. Ecco, quindi i nostri clienti ritornano, riscoprono, ne abbiamo anche chiaramente di nuovi, ma vedo che apprezzano insomma il prodotto, la ristorazione, le piste ciclabili, il mare, l'organizzazione. Questa è una cosa che chiaramente ci rende merito e ci fa capire che possiamo anche affrontare il futuro con nuovi investimenti. Le persone che arrivano in spiaggia sono insomma consapevoli della situazione, rispettano le disposizioni, rispettano le regole o magari sono un po' infastidite per qualche misura che non accettano insomma di buon grado? Diciamo che il training dell'anno scorso ha posto tutti i clienti ad avere un ordine ben definito, nel senso poi la segnaletica, le disposizioni, il distanziamento, l'igienizzazione ha portato chiaramente a distruire già le persone, già il nostro insomma, cliente tipo.
Beh, insomma, quindi abbiamo imparato qualcosa dalla passata stagione, come si diceva prima, gli operatori da un lato, ma poi anche i turisti dall'altro. Che cosa si aspetta per il proseguo di questa stagione? Ma il proseguo è un proseguo ottimo, speriamo solo nel bel tempo che ci accompagni fino alla fine. Ci piacerebbe insomma che la stagione si potesse prolungare il più possibile, in quanto insomma c'è voglia di estate, c'è voglia di stare al mare, e quindi sempre di più dobbiamo garantire una continuità e un benessere insomma per tutti. Beh, quest'anno poi si torna a scuola, almeno in regione, il 16 settembre, si può rosicchiare forse qualcosa in più e insomma facciamo riferimento alle famiglie che sappiamo apprezzare la spiaggia di Lignano. Certo, certo. Bene, grazie, la ringraziamo molto, grazie per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro, grazie davvero. Insomma, Sindaco, si respira poi alla fine normalità una volta che si arriva nella località delle vacanze, ci si può finalmente rilassare, sempre con un livello di attenzione insomma alto, però senza troppe fisime, diciamo così. Sì, assolutamente. Io penso che insomma, Alessandro Del Zotto abbia dato una perfetta rappresentazione di quello che è attualmente la nostra località e la capacità di accoglienza nei confronti dei nostri ospiti e dei nostri turisti che hanno imparato anche loro a comportarsi secondo determinate regole, perché le regole di distanziamento non è che sono presenti solo all'interno del nostro paese, sono diciamo un unicum ormai a livello mondiale, quindi tutti devono insomma capire, ma hanno anche capito che quello è il principio base e quindi si sono adeguati anche a rispettarle, anzi alcuni nell'asse centrale, adesso che non c'è l'obbligo della mascherina all'aperto, salvo che ci siano situazioni appunto di assembramento, ecco, talvolta alcuni lamentano appunto che certe persone non portino la mascherina quando camminano sull'asse centrale commerciale di Lignano, che è molto frequentato e appunto talvolta ci possono essere delle situazioni veramente di assembramento. Quindi io ho ricevuto solo diciamo, delle mail e delle lettere, delle informazioni così da parte dei nostri turisti che talvolta sono ancora più rigorosi, vorrebbero ancora più rigore, non un allentamento delle misure, ecco, perlomeno quelli che frequentano la nostra località. Dopo è chiaro che c'è un po' di tutto, no? Però penso insomma che un giusto equilibrio sia stato più o meno raggiunto da parte di tutti e questo è quello che può permettere di avere appunto un buon andamento anche di questa stagione turistica. Ancora una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, tutti al mare aspettando il Green Pass, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Stiamo parlando di Lignano, di come sta andando questa stagione con una presenza importante di turisti, buone prenotazioni e naturalmente la speranza che la data del 6 agosto con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass appunto non turbi questa situazione. Poi come sempre, come in ogni stagione, si spera naturalmente nel bel tempo che dà sempre una mano e la dà soprattutto nella prospettiva di una stagione più lunga. Allora, c'è un altro aspetto che va approfondito tra i vari, che è anche quello del commercio ed è anche quello degli alberghi. Insomma, vogliamo capire un po' come sta andando questa stagione, quali sono le prospettive. Allora, abbiamo un altro collegamento via Skype, salutiamo e ringraziamo per la disponibilità Enrico Guerin, presidente di Confcommercio Lignano, vicepresidente di Federalberghi e anche titolare dell'Hotel Arizona. Grazie allora per aver risposto al nostro invito. Grazie a voi, grazie a tutti, una buona giornata a tutti i telespettatori di Telefriuli. Allora, cominciamo subito in questa sua, diciamo, duplice veste. Vogliamo capire come sta andando questa stagione, come vanno le cose, come vivete quotidianamente questa estate.
Guarda, viviamo appesi a un filo perché purtroppo noi sappiamo quello che succede oggi, non sappiamo quello che succederà domani. Fortunatamente fino adesso abbiamo avuto una buona occupazione durante il mese di luglio e per il mese di agosto abbiamo un buon numero di prenotazioni, ma siamo consapevoli che la situazione potrebbe purtroppo cambiare in qualsiasi momento, sia per la situazione epidemiologica piuttosto che per quello che sono le nuove direttive che dovrebbero entrare in vigore il giorno 6 di agosto e per le quali purtroppo non abbiamo ancora conferme per quanto riguarda gli alberghi. Numerose sono le domande che ci fanno i turisti relativamente appunto al Green Pass e purtroppo noi non sappiamo ancora e non siamo in grado di dare le risposte precise che i turisti chiaramente vorrebbero, turisti che hanno prenotato settimane se non mesi fa. Che cos'è che ancora non sapete? Quali sono le informazioni che mancano e che naturalmente vi chiedono i potenziali clienti? Beh, principalmente se l'accesso all'albergo, per accedere all'albergo ci sia la necessità del Green Pass, cosa che chiaramente è chiara questa e non è necessario, ma piuttosto che se per accedere ai vari servizi dell'albergo, quali la prima colazione piuttosto che la ristorazione, pranzo e cena, sia necessario appunto il Green Pass. In questo momento non è chiaro se le strutture alberghiere che forniscono un servizio ai soli alloggiati debbano appunto adeguarsi alla normativa e quindi noi non siamo in grado di dare risposte certe. Quindi di fatto io che alloggio in un albergo ad oggi non so se ho bisogno del Green Pass per mangiare nel ristorante di quell'albergo e ovviamente stiamo parlando di un obbligo che entra in vigore tra 2 giorni di fatto. Esattamente, questo vale per la prima colazione piuttosto che il pranzo e la cena. Chiaramente ci sono le strutture che hanno degli spazi esterni da poter utilizzare, ma ce ne sono molte altre che purtroppo non ne hanno, quindi non avrebbero neanche un'alternativa se non quella di consegnare i pasti in camera. La Quindi viviamo in preoccupazione una è situazione di assoluta incertezza. La preoccupazione è principalmente di chi il Green Pass ce l'ha o di chi non ce l'ha? Ma devo dire che la preoccupazione è di entrambi, perché le chiamate le riceviamo sia da chi li ha che da chi non ce l'ha, ma è chiaro che chi non ce l'ha si fa qualche domanda in più, perché non sa se potrà godere della sua vacanza in totale libertà come aveva programmato inizialmente. E quindi chi non ha il Green Pass oppure chi ha all'interno del proprio nucleo familiare qualche componente, tipo i bambini di 12-13 anni che non hanno ancora il Green Pass, qualche domanda in più ce la fa. Questo riguarda sia gli italiani che gli stranieri, dove c'è più preoccupazione o magari invece più facilità? No, devo dire che le domande ci vengono fatte sia dagli italiani che dagli stranieri. Gli stranieri partono leggermente avvantaggiati in quanto per entrare sul territorio nazionale, se non sono dotati di certificato vaccinale o devono comunque entrare con un tampone, quindi qualcosa hanno già in mano, mentre chiaramente il turista italiano che viene in vacanza in questo momento in albergo non sarebbe tenuto a dimostrare nulla e quindi qualche problematica in più c'è. Poi mettiamoci un'altra cosa, che chi non è dotato di Green Pass potrebbe accedere ai servizi dell'albergo con il tampone ogni 48 ore, ma qui nasce una seconda difficoltà. Noi non siamo in grado di garantire tamponi ogni 48 ore ai turisti, perché purtroppo la capacità tamponale della località, ma non solo della località nostra come Lignano, ma penso anche delle altre località turistiche, non è in grado di poter appunto produrre un così alto numero di tamponi ogni 2 giorni per i turisti. Non siamo in grado di riuscire a garantire i tamponi, per esempio, per i turisti tedeschi che devono rientrare in Germania se non sono dotati appunto del certificato vaccinale, quindi non so come faremo a garantirlo anche ai turisti italiani o di altre nazioni quando non hanno appunto il Green Pass. Una curiosità, i clienti chiedono se il personale dell'albergo ha il Green Pass, fanno anche questo genere di domande perché ormai insomma ne abbiamo sentite tante in questa stagione. Guardi, di domande ne fanno di ogni, quindi anche questa è una domanda che viene fatta. Chiaramente
questa è una domanda che va nella sfera privata del lavoratore. Noi come aziende siamo tenuti ad adottare dei protocolli piuttosto che delle misure di sicurezza già dallo scorso anno, molto stringenti, abbiamo visto che funzionano, abbiamo visto che le nostre aziende hanno saputo adeguarsi a quella che è la situazione, quindi non vedo perché aggravare anche di questo ulteriore obbligo le aziende, se così dovesse essere, anche perché dobbiamo pensare che siamo già in difficoltà nel reperimento del personale, molto personale arriva dall'estero e non ha la possibilità di fare il vaccino qua in Italia. Ecco, lei ha toccato un altro tema molto sentito in generale nel settore dell'accoglienza, e questo non riguarda solamente le località di mare o comunque le località turistiche, la carenza di personale. Com'è la situazione quest'anno? Beh, guarda, devo dirti che una situazione del genere mai ce la saremmo aspettata. Quasi tutte le aziende sono alla ricerca di personale di ogni genere, non siamo riusciti a completare gli organici e ormai ogni giorno che passa il nostro personale stabile è sempre più stanco e quindi lavora in una situazione di stress, così come noi che ci adattiamo a fare anche dei lavori che fino adesso non abbiamo fatto, quindi andando a supportare il nostro staff in ogni singola situazione, dalle camere piuttosto che la cucina, piuttosto che in sala ristorante, quindi stiamo tutti quanti facendo uno sforzo notevole. Ma la difficoltà qual è? Che cosa c'è di diverso quest'anno rispetto alle stagioni passate? Ma io credo che una parte del personale che lavorava nella ristorazione durante l'inverno, essendo senza lavoro, si sia anche reinventato in altre situazioni. Poi sicuramente i sostegni dati a pioggia fanno la loro parte e non è stata, credo, messa in atto una politica di rientro nel mondo del lavoro. Quindi credo che qualcosa vada ripensato nei sostegni ai lavoratori, che sono sì corretti per quei lavori che appunto, per quei lavoratori che non sono riusciti a trovare un lavoro, ma ce ne sono anche molti altri che probabilmente non hanno l'intenzione di tornare a lavorare in questo momento. Se appunto le aziende, come lei diceva, sono in questa situazione, evidentemente qualche problema c'è. Cerchiamo di ampliare un attimino il nostro raggio d'azione, guardiamo in generale anche agli operatori del commercio di Lignano, come stanno vivendo questa stagione, come vanno le cose, poi con un occhio di riguardo ai titolari di locali, di ristoranti, per i quali sì, la data del 6 agosto è certamente una preoccupazione. Guerin? Sì, scusa un attimo, scusa qua. Mi puoi ripetere la domanda, per favore? No, dicevo, ampliamo un po' il raggio d'azione, parliamo in generale degli operatori del commercio, no? In questa stagione, pensando in particolare anche ai ristoratori che hanno questa spada di Damocle, no? Questa data del 6 agosto, che appunto per chi ha un locale... Il 6 di agosto hanno questa spada di Damocle in più sulla testa, perché oltre a essere in carenza di personale dovranno anche mettersi a gestire il controllo del Green Pass come se fossero degli organi di pubblica sicurezza, quindi penso che questo sia un aspetto che non gli dovrebbe competere. E poi chiaramente così durante il periodo centrale della stagione, più importante, dover gestire anche il controllo dei Green Pass, fare attenzione agli spazi, a chi va dove, famiglie con bambini con o senza Green Pass, spazi che spesso all'esterno sono limitati, per fortuna noi qua a Lignano magari qualche spazio esterno in più ce l'abbiamo, ma penso a dei locali nell'entroterra, potrebbero avere delle grosse difficoltà anche a poter ospitare la gente, qualcuno potrebbe appunto non riuscire ad ospitare il proprio pubblico. Allora ringraziamo molto Enrico Guerin, lo lasciamo al suo lavoro, grazie naturalmente per il tempo che ci ha dedicato, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a tutti quanti. Allora rientriamo in studio, Sindaco, qua insomma emergono le difficoltà, una su tutte nel caso degli albergatori non sapere a distanza di 2 giorni quello che esattamente succederà, con poi il fatto di trovarsi a dare delle risposte a chi fa domande senza averle quelle risposte. Sì, io le risposte le ho, che però non piacciono agli albergatori, perché insomma io condivido le riflessioni che ha fatto Guerin e che ho anche premesso, no? Nel senso che intervenire
a metà della stagione con un cambio della regolamentazione mette in difficoltà tutti, soprattutto quando le cose in Italia, e lo stiamo vivendo insomma, da penso 18 mesi a questa parte, sono state scritte talvolta con i piedi e quindi risultano sempre di difficile applicazione perché bisogna capire appunto come interpretarle. Io la risposta ce l'ho alla domanda di Guerin, ma probabilmente sarò smentito dopodomani, che nei ristoranti al chiuso o nelle sale colazioni al chiuso delle strutture ricettive alberghiere il Green Pass serve. Non serve per la prenotazione all'interno dell'albergo, ma stando a una lettura letterale della normativa, a mio avviso il Green Pass loro lo devono chiedere se ci sono clienti che fanno mezza pensione o la pensione completa o solo la prima colazione. Se invece usufruiscono solo della camera, allora in quel caso non serve, salvo che non abbiano diciamo, una sala all'aperto. Quindi il discrimine è tra chiuso e aperto nella sostanza, no? Ancorché c'è qualche perplessità, appunto come dicevo all'inizio, sulle strutture all'aperto, perché piscine all'aperto no, piscine al chiuso sì, ma se le piscine all'aperto costituiscono un parco tematico, allora sì. Ecco, quindi anche là forse non è stato calibrato benissimo, no? E si vede che quello che è fuoriuscito dal governo è una soluzione di compromesso tra diverse esigenze contrapposte. E poi dopo ci sono appunto le difficoltà poi per chi lavora, per chi opera, che deve appunto gestire anche questa incertezza. Appunto quello che diamo per scontato oggi potrebbe davvero nell'arco di 2 giorni essere completamente smentito. Allora un'altra pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con Elettroshock. Eccoci di nuovo in studio con Elettroshock, torniamo a Lignano, abbiamo affrontato diverse questioni, abbiamo sentito la voce anche degli albergatori, sicuramente estate, sinonimo anche di divertimento e poi di movida. Allora affrontiamo anche questo tema e lo facciamo con il prossimo collegamento via Skype, già lo vedo in collegamento, saluto Paolo Bartolini dal Tenda Bar di Lignano, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora subito così a caldo, come sta andando questa stagione? Ma diciamo che è una stagione impegnativa come lo è stata quella del 2020, quest'anno ci sono dei timori un po' più diciamo presenti perché questo maledetto vaccino purtroppo sì, il virus purtroppo non scompare, quindi non ci lascia e quindi siamo ancora qui che lottiamo, ecco. Come vi siete organizzati per affrontare questa stagione in questo clima ancora, insomma, di incertezza o comunque di convivenza con il virus? Noi abbiamo fatto chiaramente un copia e incolla del 2020 e devo dire che il fatto di aver recintato l'area e di avere messo gente all'accoglienza all'ingresso e diciamo centellinare le persone che entrano perché praticamente si entra solo se si ha il posto a sedere, devo dire che è stato una soluzione vincente, ecco. Certo è che quando si parla di locali, quando si parla di divertimento, forse diventa un po' tutto più complicato. Qui le regole sono un po' più difficili da far non solo rispettare, ma proprio digerire. Ecco, che difficoltà riscontrate nel contatto quotidiano poi con la clientela? Ma è sempre quella, farli entrare con la mascherina, farli rispettare il distanziamento, fargli capire che nel weekend non possono stare in piedi ma devono stare seduti. C'è chi è educato e intelligente, lo capisce, chi purtroppo va bacchettato e quindi i nostri ragazzi dell'accoglienza che sono all'interno del locale e anche i camerieri, devo dire, devono svolgere un lavoro tremendo che oltre a quello del servizio è anche quello del fare rispettare le regole. Che non è faticosa, è un'estate faticosa, e soprattutto anche alla luce di tutte queste, fra virgolette, chiusure, che poi non sono delle chiusure come tanti
e hanno detto hanno chiuso quel locale, hanno chiuso quell'altro. Non sono delle chiusure, ti mettono in quarantena, giustamente, essendo questa variante Delta che sta creando un bel po' di casini, la verità, sì, questo ci preoccupa perché il mese di agosto è un mese importante per tutti, chiudere 10 giorni nel mese di agosto sarebbe veramente un dramma. Ecco, per quanto riguarda la novità del 6 agosto, quindi l'obbligo del Green Pass, questo vi spaventa o non cambia in questo quadro la situazione? Ma per quanto riguarda il Tenda Bar, che è uno dei locali che gestisco insieme ai miei soci, no. Per quanto riguarda però l'osteria per Bacco, sì. Infatti questa sera abbiamo una riunione, stavamo aspettando le linee guida, diciamo, se c'erano dei cambiamenti in merito all'ordinanza del 6 agosto, pare che non ce ne siano e quindi pare che dal 6, da venerdì, il perbacco, se uno vuole sedersi all'interno del locale, deve purtroppo essere munito di Green Pass. Noi avremo il responsabile di turno che controllerà il Green Pass, quello che ci dice la legge purtroppo. Quindi di fatto ci sarà una persona dedicata al controllo, questo attraverso la famosa app di cui stiamo parlando in questo periodo, è così? Non sarà facile perché bisogna chiedere i documenti, se dobbiamo andare nello specifico dovremmo chiedere il documento, chiedere se realmente il Green Pass cioè, è molto complicato, sicuramente non ci aiuta, però bisogna farlo. Cioè, io dico solo questo, oggi se vogliamo uscirne fuori dobbiamo in primis vaccinarci, no? Perché parliamoci chiaro, non ne veniamo fuori se continuiamo a fare no vax, no vax, no vax, no vax. No? Poi ognuno è libero del proprio pensiero, sceglie le proprie idee, le proprie ideologie, però dico, ok, non vuoi vaccinarti? Stai a casa, non andare in giro a impestare gli altri o a prendere, perché se uno dei miei che non è vaccinato prende il virus, mi devono chiudere il locale, mi girerebbero le scatole. Questa è una delle problematiche che chiaramente riguarda un po' tantissimi settori, riguarda... Rispetto a tutti, che ognuno è libero del fare il proprio pensiero, le proprie scelte di vita, compagnia bella. Però, sì, avevamo gente che fino a ieri, meglio che non dico cose in televisione, si girava con droga in tasca e adesso non si vaccina. Dai, cioè, controsenso, dai, controsenso. Allora ringraziamo Paolo Bartolini per il contributo che ha dato al dibattito, insomma naturalmente a tutta la squadra buon lavoro, dobbiamo tenere duro anche questa estate nella speranza insomma che poi questa parentesi si possa presto e finalmente chiudere. Noi siamo fiduciosi e speriamo di arrivare a settembre indegni, dai. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie a tutti, ciao, grazie. Rientriamo a questo punto in studio. Sindaco, qua stiamo aggiungendo problematiche su problematiche, poi insomma chiaramente chi opera quotidianamente e chi lo fa in particolare in questo settore, oltre a tutte le altre, ha in aggiunta questa incombenza che in effetti non è proprio banalissima se pensiamo a tutta l'organizzazione, alla carenza del personale di cui abbiamo parlato. Insomma qui si tratta di dedicare del personale a dei controlli, insomma. Sì, lo capisco. Però io insomma, ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto Paolo Bartolini e devo riconoscere a lui, ai suoi soci e ad altri imprenditori di Lignano che nonostante il peso della misura che richiede necessariamente una riorganizzazione aziendale per l'adempimento di ulteriori incombenze che non servivano magari nel corso di questa stagione, a metà stagione come si è detto, tuttavia loro dicono bisogna farlo, no? Quindi in un certo senso sono, non dico costretti ad accettare la misura solo, no? Ma lo fanno con senso di responsabilità, perché il discorso che ha fatto Paolo Bartolini è un discorso di responsabilità per riuscire a gestire al meglio le attività economiche e a non chiudere.
Quando lui faceva riferimento al fatto che ci sono state in alcune occasioni purtroppo delle chiusure di alcuni locali a Lignano, faceva riferimento al fatto che 1 o 2 dipendenti magari di quel locale, non si sa se vaccinati o meno, ma sono risultati positivi. Il Dipartimento di Prevenzione ha fatto il contact tracing e ha ritenuto che tutti i contatti stretti dovessero andare in quarantena per essere sottoposti ovviamente a tampone. Ma nonostante il tampone magari fosse poi negativo, la quarantena se la dovevano fare per tutti e 7 giorni, e quindi è chiaro che l'imprenditore, il datore di lavoro, il titolare del pubblico esercizio non aveva personale ulteriore da mettere a disposizione per tenere aperto il locale, è stato costretto a chiudere. Ecco, questa è una situazione che si è verificata in alcuni casi nella nostra località, ma che a mio avviso, se da un lato testimonia che purtroppo il virus sta circolando ancora, dall'altro lato testimonia anche la capacità del sistema di intervenire tempestivamente e di mettere in sicurezza appunto la situazione nell'interesse generale, che però a cascata si ripercuote negativamente sull'attività di impresa, ecco, che è già stata abbastanza compressa durante il periodo del lockdown, con delle conseguenze negative anche sul risvolto occupazionale, tanto che appunto, come testimoniava anche Guerin, le difficoltà oggi sono nel reclutamento di personale qualificato che a causa appunto delle chiusure forse si è reinventato, oppure in altri casi ha avuto questi sussidi che magari continuano ad esserci e che non invitano sicuramente le persone ad andare a lavorare. Vado da Salatin, ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Il senso di responsabilità, l'abbiamo detto più volte nel corso di questa trasmissione, questo insomma diventa sempre più importante, lo hanno dimostrato, lo continuano a dimostrare nonostante tutte le difficoltà del caso, gli operatori, insomma questo deve essere un appello davvero collettivo, un senso di responsabilità collettivo necessario, ecco, per lasciarci alle spalle questa situazione. Ma è fondamentale, vediamo che gli operatori sono, uso un termine un po', sono innamorati delle proprie aziende, lo fanno con passione, si mettono al servizio del cliente soprattutto perché alla fine danno un servizio alla clientela. E il senso di responsabilità abbiamo visto che c'è da parte degli imprenditori, diciamo quasi tutti, ma sono la maggioranza, e deve esserci anche da parte di chi usufruisce di questi servizi. Mi è piaciuto Paolo che dice vaccinatevi, 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 e concordo, perché basta anche fare un giro in Europa, parliamo di Israele, parliamo dell'Inghilterra, parliamo di altri stati, vediamo che la soluzione sono stati i vaccini, per cui alla fine succede che chi ha anche dei diritti di esercitare, di non vaccinarsi, però lede, cioè passa nel confine a ledere la libertà degli altri, per cui il senso di responsabilità è da parte di chi opera nel fare in modo che vengano rispettate le regole, che chi viene ospitato, chi usufruisce dei servizi, lo faccia nella sicurezza, e questo è una responsabilità che devono garantire gli operatori. Dall'altra parte anche chi viene deve cercare di adeguarsi, di non fare problemi, perché io non ho il vaccino, però voglio mangiare lo stesso, però questo, però quell'altro, insomma ci vuole responsabilità da parte di tutti. La situazione non è semplice. Il discorso dei ristoranti abbraccia tutta l'Italia. Noi adesso abbiamo parlato di Lignano, però va da Trieste a Rimini e giù, per cui veramente auspico che il governo faccia una riflessione su questo, perché lo diceva prima il sindaco, in piena stagione non è solo il ristoratore, ma quando parliamo di alberghi c'è chi ha prenotato la sua vacanza. La vacanza è un diritto, uno deve anche venire in vacanza per tornare a casa tranquillo, rilassato, contento, e non deve venire con patemi d'animo perché ha prenotato la stanza, non sa se alla fine deve andare a mangiare nel ristorante all'aperto vicino o invece usufruire di quello che ha pagato. Un pranzo al sacco in casa. Per cui l'appello di responsabilità lo facciamo verso noi imprenditori, lo facciamo per chi
usufruisce dei servizi, lo facciamo anche al legislatore che comprenda le necessità. E soprattutto, ripeto, la soluzione, per quanto mi riguarda, però su basi scientifiche, e chi dice il contrario di base scientifica mi pare non ne abbia più di tante, è quello di vaccinarsi. Dobbiamo vaccinarci. Io sono già vaccinato, vaccinatevi. Mi piace sottolineare una cosa, abbiamo detto certo senso di responsabilità, abbiamo detto rispetto delle regole, questo, intendiamoci bene, non va assolutamente a discapito con la possibilità di rilassarsi, di divertirsi mentre si è in vacanza e poi in generale, non solo quando si è in vacanza, insomma un po' di attenzione verso noi stessi, verso le persone a cui vogliamo bene, verso agli altri fa sentire tutti più sicuri e davvero anche più sereni. Si può andare al mare in tranquillità, rilassarsi e divertirsi avendo insomma cura di rispettare queste regole che certo avremmo insomma preferito non ci fossero, però questa è la situazione, ci dobbiamo convivere, troviamo insomma il modo di farlo il più serenamente possibile. Ringrazio allora il sindaco di Lignano Luca Fanotto, ringrazio anche Salatin per essere stati in studio e naturalmente un grazie anche a tutti gli operatori che si sono messi in collegamento con noi per raccontarci qual è la situazione e quali sono le prospettive. Grazie ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.